il tema del reinserimento e quindi di non ridonare alla società delinquenti è fondamentale. Resto sempre fermo dell'idea che la certezza della pena, l'inasprimento della pena e una legge che dia operatività e anche protezione delle forze dell'ordine ci permetterebbe di essere più operativi. Faccio un esempio: ci confrontiamo con dei cittadini del mondo dove nei loro paesi si taglia una mano per il furto. Io non sono per il taglio della mano, ma non possiamo neanche pensare che la risposta sia quella di una legge come quella qui da noi, dove non si va in galera. Senta, il Ministro però non ha voluto parlare di legittima difesa e il Veneto chiede a gran voce una legge su questo argomento. Ma noi ci siamo, ma figuratevi, cioè noi siamo per la legittima difesa, siamo perché le leggi siano inasprite e quindi si vada veramente in galera, non siamo per sconti di pene, ma crediamo che se una persona si becca un giorno di condanna, come accade negli Stati Uniti perché guidi in stato di ebbrezza, ti fa un giorno di galera e così capisci come funziona. Da noi vengono dei cittadini del mondo, ripeto, dove si taglia la mano per un furto, qui si arriva e ti danno la mano invece.